Questa è la storia di Venezia, XVI parte dal 1516 al 1570. Venezia, riuscita a sopravvivere alla guerra della Lega di Cambrai con solo poche perdite territoriali, ha però poco da festeggiare. Un nuovo colpo arriva per i mercanti veneziani. Conquistata Ormuz dai portoghesi e conquistate il Siria e Egitto dagli ottomani, si iniziano a sentire gli effetti del blocco ai traffici di spezie anche attraverso la via terrestre passante per l'attuale Iran. Il doge Loredan muore nel 1521 e gli succede Antonio Grimani, che già vecchio abdica nel 1523 e viene eletto Andrea Gritti, che si era distinto come comandante militare nella guerra della Lega di Cambrai. Intanto le guerre d'Italia continuano, con i francesi contro il nuovo imperatore Carlo V d'Asburgo, duca di Borgogna, signore dei Paesi Bassi, re di Spagna, di Sicilia, di Napoli e di Sardegna, oltre che imperatore della Nuova Spagna, portando a una vittoria imperiale con persino la cattura del sovrano francese Francesco I. In questo periodo gli ottomani iniziano a farsi sempre più aggressivi nei Balcani, sottraendo nel 1526 la Slavonia agli ungheresi e la corona ungherese passa agli Asburgo. In quello stesso anno i francesi sono costretti a firmare il pesante Trattato di Madrid, a cui segue la guerra della Lega di Cognac, con francesi in cerca di rivincita a fianco di Papa Clemente VII e vari stati italiani, tra i quali anche Venezia, contro imperiali spagnoli. La conseguenza, nel 1527, è la calata imperiale dei Lanzichenecchi e il sacco di Roma. Nel 1529 gli imperiali spagnoli assediano la città di Monopoli, controllata dai veneziani e comandata da Andrea Gritti, alla fine venendo sconfitti. Nel 1530 Venezia preferisce uscire dal conflitto, rinunciando al possesso delle città pugliesi che vengono restituite agli spagnoli di Napoli, mentre la crescente pressione ottomana sull'Ungheria costringe gli Asburgo a firmare la pace di Cambrai, cedendo la Borgogna ai francesi. Nel 1533 una squadra navale ottomana si presenta improvvisamente all'ingresso del porto di Candia a Creta, venendo distrutta dai veneziani, costituendo il preludio per una nuova guerra contro gli ottomani. Infatti pochi anni dopo, nel 1537, il sultano Solimano il Magnifico attacca le colonie veneziane, conquistando Clissa, Sira, Stampalia, Patmo, Nasso, Andros, saccheggiando Egina e assediando Corfù, Nauplia e Monemvasia, e minacciando Creta. Papa Paolo III offre aiuto alla Repubblica, affidando al genovese Andrea Doria il comando di una flotta cristiana, ma questa nel 1538 fugge a Prevesa, davanti a quella ottomana. Nel 1539 viene eletto Pietro Lando. La crescente minaccia rappresentata dalle trame spagnole e francesi in Italia spinge il governo veneziano a costituire un nuovo organo di sicurezza statale, da affiancare al Consiglio dei Dieci. Vengono così istituiti gli Inquisitori di Stato, chiamati ad informare sulla divulgazione dei segreti e a ricercare e punire i colpevoli di tradimento e cospirazione. Nel 1540 viene siglata la pace con l'impero ottomano, che costa a Venezia 300.000 ducati e la perdita dei rimanenti territori in Morea e di molte isole nell'Egeo. La decisione per questa pace affrettata è dovuta anche al fatto che dopo lo scampato pericolo nella guerra di Cambrai, la Repubblica, assistendo a un progressivo prosciugarsi dei ricavi commerciali, fonte della propria ricchezza e potenza, preferisce assumere una politica più conservativa, di equilibrio con le diverse potenze, per preservare la pace nei propri possedimenti terrestri e marittimi e poter così almeno assicurare allo Stato le entrate delle tasse. Nell'agosto del 1542 gli Inquisitori di Stato ottengono il loro primo successo sventando una congiura per la vendita di informazioni segrete all'ambasciatore di Francia, mentre la Repubblica, data l'avanzata ottomana, avvia una campagna per rinforzare ovunque le fortificazioni dei propri possedimenti marittimi e della stessa laguna veneta. Nel 1545 diventa doge Francesco Donà, mentre si tiene il Concilio di Trento convocato per porre freno alle conseguenze della riforma protestante. Venezia in questa epoca di relativa pace ha un imponente fermento edilizio, che porta a una trasformazione in senso monumentale del cuore della città, dai palazzi privati a quelli del potere. Nel 1551, ad esempio, le autorità veneziane indicano un bando per il rifacimento del ponte di Rialto, allora ancora in legno e levatoio. Architetti famosi e già impegnati nei vari cantieri edilizi cittadini, come Jacopo Sansovino, Andrea Palladio e il Vignola, presentano vari progetti di approccio classico, con diverse arcate, che non sono giudicati adatti alla situazione, venendo preferito il progetto di Antonio da Ponte e viene avviata la realizzazione. Nel 1553 viene eletto Marcantonio Trevisan. Gli succede dopo poco nel 1554 Francesco Venier e durante il suo dogato la città viene colpita dalla carestia. Nel 1556 viene eletto Lorenzo Priuli, che rafforza la rigida neutralità veneziana nello scontro tra Francia e Spagna per il dominio sull'Italia. Nel 1559, mentre Priuli muore, la pace di Cateau-Cambrésis porta al definitivo trionfo della Spagna.
A Lorenzo Priuli succede suo fratello maggiore Girolamo, che deve affrontare la ripresa degli Atriti con l'impero ottomano, che nel 1562 inizia a pianificare l'invasione di Cipro. Nel 1563 si chiude il Concilio di Trento, portando la Controriforma in risposta al protestantesimo. Negli atti finali, insieme alle varie riforme, alla figura del Doge di Venezia venne riconosciuto anche il titolo di vescovo della chiesa di San Marco. Intanto le scaramucce tra la flotta veneziana e ottomana aumentano sempre di più. Il doge muore di colpo apopletico nel 1567 e viene eletto Pietro Loredan, che nel 1568 si oppone alla richiesta del Papa di espellere i non cattolici dal territorio della Repubblica. Nel 1570, poco prima di morire, il doge riceve dal sultano ottomano Selim II un ultimatum per la cessione di Cipro. Venezia respinge l'ultimatum e corre a cercare alleati tra le potenze cattoliche, preparandosi alla guerra per difendere la sua colonia più orientale.